Continuiamo con la presentazione della lista Lega Nord e qui con me ho Elisa De Berti, circoscrizione Verona, ma sindaco di Isola Rizza in provincia di Verona. Buongiorno e benvenuta. Grazie. Continua la scelta di di proporre a livelli superiori della politica rappresentanti amministratori locali, quanto il sindaco, che è una scelta non soltanto della Lega Nord ma un po' di tutti i partiti, quanto il sindaco può incidere poi nel livello superiore di gestione politica? Diciamo che è la scelta secondo me migliore, anche perché bene o male per poter andare ad amministrare in regione è necessario dal mio punto di vista avere un'esperienza amministrativa a livello locale. Non si può pretendere di poter prendere delle decisioni ed essere efficaci nei risvolti e nei risultati che si possono ottenere a livello territoriale se non se ne ha una più pallida idea di come possa funzionare o di come comunque funzioni un comune. Questo lo vediamo sia nelle scelte che vengono fatte a livello governativo, questa distanza che c'è dal territorio, e penso che come rappresentante della politica l'amministratore, la figura amministrativa, non tanto politica, perché il sindaco viene sempre visto come un amministratore, non rientra ancora nella figura politica, è importante che siano rappresentati anche dai sindaci, che sicuramente, avendo un contatto con il territorio, avendo un contatto con i cittadini, sono consapevoli dei problemi che ci sono e di che cosa il territorio abbia bisogno. Una delle questioni che emerge anche per il Consiglio regionale del Veneto è quella dei tagli dei costi della politica. Il fatto che si candidino molti sindaci può essere un problema in meno, insomma il sindaco è abituato a avere uno stipendio limitato, il sindaco ha anche l'umiltà del politico e quindi non ha quella sete di potere che magari i livelli superiori possono avere, quindi questo è un elemento in più per una sana gestione e anche per così poter tagliare in pace i costi della politica, che tanto uno è abituato a... Guardi, per assurdo il sindaco è la figura che ha più responsabilità di tutti ed è quello che viene all'indennità minore, perché alla fine il sindaco non ha le responsabilità del consigliere regionale, tantomeno anche del parlamentare. Un sindaco risponde direttamente di quello che fa. E questa non è una responsabilità? Rispondere di quello che fa, sì, è una responsabilità grande, per questo però non è commisurata all'indennità che hanno. Nel momento in cui si è parlato di tagli ai costi della politica, a me del programma elettorale è la parte che piace di più, perché sicuramente il tagliare in maniera così netta i costi della politica è un modo concreto e pratico di poter dire alla gente: ok, mettiamo un primo mattoncino per ricostruire quella fiducia che è necessario riottenere dall'elettorato, perché comunque la parte più grossa di questa elezione sembra che ce l'avranno gli astensionisti, però non possiamo pensare che gli astensionisti li dobbiamo consolidare, dobbiamo lavorare per cercare di riavvicinare la politica e fare in modo di avere fiducia in coloro che poi andranno a rappresentarli, e i costi netti della politica che ci sono, i tagli netti ai costi della politica che c'è nel programma Zaia, penso che non abbia Il suo contributo specifico, lei che è della circoscrizione di Verona, quale vuole essere? In quale degli ambiti di un programma molto articolato? Ma guardi, bene o male i problemi che ci sono nel territorio, anche in materia di sanità, spesso e volentieri una regola, una buona parte di programma applicata a livello regionale, può succedere che a livello pratico magari ci siano delle discordanze o ci sia qualcosa che non funziona nel modo in cui dovrebbe funzionare. Io come rappresentante, come candidato alle regionali, mi sono proposto con i miei elettori di essere le loro orecchie e di essere occhi e bocca, di riportare tutto quello, perché possiamo parlare di lavoro, possiamo parlare di sanità, possiamo parlare di ricrescita. Sì, è il metodo che secondo me deve fare la differenza, quindi presenza sul territorio, raccogliere le istanze delle cittadinanze e portarle della cittadinanza e portarle in ambito regionale. Io ringrazio Elisa De Berti della circoscrizione di Verona, attualmente sindaco di Isola Rizza, e se fosse eletta consigliere dovrà lasciare il ruolo di sindaco? Purtroppo sì, dovrò lasciarlo, però
prima di accettare la candidatura mi sono confrontata con la mia maggioranza 4 anni. Era È stata rieletta l'anno scorso, però il gruppo rimane, quindi quello per me è stato fondamentale per anche per il rispetto dei cittadini. Io ringrazio ancora Lisa De Berti, stacco. Grazie. E poi un altro candidato tra pochissimo.